Buongiorno amici montanari, oggi escursione veramente easy perché sono già le 12:30 circa. Io smonto da un turno di notte, però quando c'è voglia di montagna, crisi di astinenza, si prende sullo zaino e visto che ho la fortuna di abitare abbastanza vicino alle Dolomiti, in un'oretta e mezza sono arrivato qui a Passo Staulanza e adesso mi accingo a fare 2 passi, se non mi ammazzo subito nei primi metri, per raggiungere il rifugio Venezia, che sicuramente sarà chiuso. Meglio così, vuol dire che non ci sarà gente. E niente, la giornata è appunto strepitosa, c'è un sole pazzesco, circa 2 gradi, oggi è il 3 di ottobre, si sta veramente bene. Ci vediamo noi lungo il percorso. Ho già il fiatone, devo ancora rompere il fiato. Bene ragazzi, a dopo. Percorrendo il sentiero che da Passo Staulanza va a Rifugio Venezia, il 472, sulla sinistra a un certo punto si stacca questo sentierino che porta verso le orme dei dinosauri in circa una mezz'oretta, secondo me anche meno. È un posto piuttosto interessante perché appunto ci sono le impronte fossili di alcuni piccolissimi dinosauri. Sì, ecco, non aspettatevi impronte giganti tipo film, però ci sono queste piccole impronte. Poi tornando, se il tempo lo permette, se non è troppo tardi, magari devio un attimo e vi porto a vedere anche quelle. Civetta, Marmolada, il Sella e ovviamente sopra di noi il magnifico Pelmo. Eccolo qua, che nonostante le montagne siano tutte belle, resta una delle mie preferite. Quando fa freddo, tante volte non si ha sete, ma cercate di ricordarvi di bere, perché in montagna l'aria spesso è abbastanza secca e si tende a disidratarsi un po', nonostante il freddo. Uno non se ne accorge e si disidrata, quindi anche se non avete sete, ogni tanto un goccetto d'acqua è meglio berlo. Facendo questo giro praticamente si gira intorno al Monte Pelmo fino ad arrivare qui al passo di Rutorto, che è a pochissima distanza dal rifugio, dove la vista si apre sul versante, quindi sulla valle che poi porta verso Cortina, anzi San Vito di Cadore e poi Cortina, e qui la vista spazia su il Sorapis, l'Antelao e poi ovviamente tutte le montagne che abbiamo visto anche prima. È veramente un posto meraviglioso. Poi in questa stagione, con questa luce, a quest'ora, perché sono quasi le 3 del pomeriggio, è veramente tutto molto molto magico. Bene amici montanari, noi siamo arrivati a rifugio, qui alle pendici del Pelmo, a Rifugio Venezia. Come vi dicevo all'inizio, questa è stata un'escursione un po' diversa dal solito, un'escursione pomeridiana in autunno. Ho fatto un turno di notte, stamattina ho visto che qui in montagna c'era bel tempo e avevo molto piacere di fare un giro, avevo un po' di bisogno di montagna. E quindi niente, sono preso lo zaino e sono venuto su. Il giro l'avevo già fatto tempo fa, è molto semplice. È un po' lungo come percorso, ma alla fine è pochissimo dislivello, sentiero semplicissimo, un po' acquitrinoso in alcuni punti, ma nulla di che. E comunque il panorama che c'è qui ripaga veramente di tutto.
Ora niente, io adesso mi fermo qui un pochettino, mangio qualcosa e poi, visto che appunto comincia a essere tardino, ritorno giù. Se riesco, come promesso prima, mi fermo a farvi vedere anche le orme dei dinosauri e noi niente, ci vediamo più tardi per i saluti. Intanto io vi lascio alla scheda tecnica come al solito e eventualmente a qualche cartolina. Ciao montanari! Ecco montanari, come vi avevo promesso prima, vi ho portato a vedere le orme dei dinosauri. Qui sotto c'è anche un piccolo cartello che ci spiega un po' la storia del ritrovamento di queste impronte e la probabile origine, cioè da che dinosauro probabilmente sono state lasciate. E qui il panorama è spettacolare, il sole fra poco tramonta, io con gli ultimi sprazzi di batteria chiudo e torno all'auto. Ci vediamo fra poco. Come sempre, eccoci alla scheda tecnica. La cartografia di riferimento per questa escursione è la 026 della Tabacco. In descrizione vi lascio il link Amazon per l'acquisto. Da Passo Staulanza si imbocca il sentiero 472 che percorre la base del massiccio del Pelmo lungo il versante meridionale. Il percorso non presenta difficoltà tecniche, il sentiero è mediamente lungo e spesso acquitrinoso e porta attraverso alcuni saliscendi direttamente al Rifugio Venezia. Per il rientro si percorre la stessa via dell'andata. Lungo il sentiero, in località Palla delle Dee, si stacca la deviazione che porta brevemente, ma con notevole pendenza, alle orme dei dinosauri. Io ho optato per percorrere questa deviazione al ritorno, nulla vieta di saltarla o prenderla all'andata. Da qui, in breve tempo, si torna poi a Passo Staulanza. Eccoci giunti alla fine dell'escursione, amici montanari. Io sono già arrivato all'auto da un pochino, mi sono cambiato. Dietro di me è il Pelmo che comincia a diventare arancione per il tramonto. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video che uscirà come sempre fra 2 settimane, di sabato alle 12. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, un commento qui sotto, condividetelo con i vostri amici, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere le notifiche dei prossimi video in uscita. Vi lascio qui alla mia sinistra 2 video che potrebbero interessarvi e qui in basso a destra il pulsante per iscrivervi al canale. Alla prossima montanari!